Buongiorno e ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali. Buon venerdì, è venerdì, ve lo ricordo, quindi alle 13 il nostro appuntamento con la sostenibilità e l'ambiente con Andrea Ferrazzi, un ospite molto importante oggi, Roberto Cingolani, che è stato ministro della transizione ecologica con il governo Draghi ed è amministratore delegato di una importantissima realtà italiana come Leonardo SPA, la ex Finmeccanica. Alle 13 parleremo di questo. Adesso però, come sempre, c'è la cronaca in primo piano e la cronaca ci riporta nella Marca trevigiana e ci riporta purtroppo a parlare di un'altra vittima della strada, un dramma nel dramma, perché parliamo di un anziano che è stato travolto e ucciso da un'ambulanza nella tarda serata di ieri a Conegliano. Anna De Roberto con Nicoletta Rizzetto sul posto. Buongiorno Anna. Eccoci Nicola, buongiorno. Sto osservando il traffico qui in transito lungo via 24 maggio. Eccoci qui perché è proprio qui che è accaduto l'incidente. Ieri sera erano le 22 quando Adriano Canziano, un anziano di San Vendemiano, ha impegnato questo passaggio pedonale, quindi possiamo confermarvi che stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato preso in pieno da un'ambulanza che da Vittorio Veneto portava un paziente in rianimazione fino all'ospedale di Conegliano. Quindi l'ambulanza, ecco, potete vedere lì c'è proprio il cartello, praticamente il comune di Conegliano finisce lì e dall'altra parte inizia il comune di San Vendemiano. Adriano Canziano viveva proprio a poche centinaia di metri dal confine tra Conegliano e San Vendemiano ed era uscito di casa per portare i suoi due cagnolini a correre su, adesso vedete il mezzo della MOM, ma al di là del mezzo della MOM c'è una grande area verde. Ebbene, Canziano appunto aveva portato i cagnolini a correre, eccola qui, grazie a Nicoletta Rizzetto che così riusciamo a farvela vedere. Aveva portato i cagnolini a correre su questa grande area verde, poi stava tornando a casa e tornando a casa appunto ha attraversato le strisce pedonali. Purtroppo in quel momento stava transitando un'ambulanza in servizio di emergenza, quindi con sirene spiegate e lampeggianti accesi. Abbiamo potuto apprendere da pochissimo davvero che è stata aperta un'inchiesta per omicidio stradale, perché appunto l'anziano è deceduto sul colpo, è stato sbalzato per circa 20 metri lungo la strada, morto appunto come vi dicevo sul colpo, però c'è un'inchiesta aperta perché è stato travolto mentre attraversava le strisce pedonali, nonostante comunque il servizio fosse un servizio di emergenza. Noi abbiamo raggiunto telefonicamente anche Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2, che si è messo in contatto telefonicamente questa mattina con l'autista dell'ambulanza, che è un uomo sulla sessantina che è in questo momento sotto shock, quindi il direttore Benazzi ha voluto un po' riferire a noi questo, è sotto shock, non rilascia nessun tipo di dichiarazioni e l'azienda sanitaria si è detta vicina ai familiari di Canziano per quanto accaduto. Canziano, che era rientrato dall'Albania nel 2018, era un imprenditore oggi in pensione e viveva proprio qui a pochi passi con la seconda moglie. Ha avuto un matrimonio dal quale ha avuto 2 figli a Conegliano e poi qui era sposato con un secondo matrimonio e viveva con la seconda moglie in via Palladio. Quando è accaduta la tragedia, sul posto è arrivata subito la sorella di Canziano, che purtroppo ha trovato insomma la salva del fratello a terra. Dunque questa è la notizia, l'investimento, l'apertura di un'inchiesta per omicidio stradale, le dichiarazioni del direttore generale Francesco Benazzi, l'autista dell'ambulanza ora sotto shock. Vi lasciamo con un'ultima notizia perché abbiamo appreso che proprio qui nel Coneglianese, esattamente un mese fa, un'ambulanza ha investito un'anziana, fortunatamente diciamo l'anziana ce l'ha fatta, non è morta, però è avvenuto un altro incidente stradale tra un pedone e un mezzo di primo soccorso. Ecco, vedete, insomma, comunque è una strada in cui si corre, ma ce lo stanno raccontando i testimoni. Ecco, ci ha raggiunto Fabio Chiesa, sindaco di Conegliano. Grazie sindaco, buongiorno. Nicola, visto che siamo qui con il sindaco, l'incidente lei l'ha preso quando c'è una inchiesta aperta, noi abbiamo appreso, per questo incidente mortale?
Sì, l'ho preso ieri sera, devo ringraziare tra l'altro le forze dell'ordine che sono intervenute subito sul posto. È una tragedia perché ha coinvolto gli operatori dell'ambulanza. Devo dire che è veramente un dramma per quello che è successo, perché avere una morte così sulle strisce pedonali, tra l'altro, ripeto, con al centro dell'incidente gli operatori del nostro ospedale, è qualcosa di incredibile. Ho sentito questa mattina il direttore dell'ospedale, il dottor Salemi, ho sentito il dottor Benazzi, gli ho espresso la vicinanza della città anche agli operatori, perché per loro è una situazione incredibile, stanno vivendo un dramma psicologico interiore sia per chi guidava l'ambulanza sia che per chi lo accompagnava, per cui si uniscono tante tragedie, quella di chi non c'è più, quella di chi è rimasto. Ci sono 1000 domande, 1000 interrogatori che tutti noi ci stiamo ponendo, anche perché l'ambulanza era a sirene spiegate, per cui c'erano le sirene al massimo, c'era il lampeggiante sopra l'ambulanza e c'è un'inchiesta aperta, stanno cercando di capire come è potuto succedere un fatto di questo genere, perché noi non ce ne capacitiamo proprio. Senta, è chiaro, era un'ambulanza in servizio di emergenza. Noi siamo qui da circa una ventina di minuti, abbiamo potuto comunque appurare come questa sia una strada, come dire, che invita un po' a pigiare il piede sull'acceleratore. Avete riflettuto su questo, insomma, poi indipendentemente dal caso di questa notte? Sì, questa è una strada di collegamento tra San Vendemiano e Conegliano, siamo proprio al limite, come si vede, dell'area comunale. Devo dire che stiamo facendo molti interventi per rallentare il traffico, ma la cosa assolutamente comprensibile è proprio la dinamica dell'incidente, cioè non si tratta del pirata della strada, non si tratta di qualcuno che pigiava sull'acceleratore, ma si tratta di un'autoambulanza in funzione, per cui ripeto, sirene spiegate al massimo, lampeggiante. E siamo tutti in attesa di capire come è potuto succedere una cosa del genere, ma per ora non possiamo che stringerci vicino agli affetti di chi non c'è più e anche a coloro che ancora ci sono e, ripeto, stanno vivendo un dramma ulteriore. Grazie Anna. per averci raggiunto, Sindaco Grazie, Nicola. Anna. Restituisco la linea. Hai domande? No, grazie. Perfetto, A grazie voi, mille. arrivederci. Grazie Anna De Roberto. Allora, noi andiamo velocemente, prima di collegarci con Mestre, per un attimo al Bo, dove è in corso l'inaugurazione dell'anno accademico di Padova. Sta parlando il ministro Carlo Nordio, sentiamo cosa sta dicendo. Una personalità matura, che sono il buonsenso e l'umiltà. Il buonsenso forse non si impara tra queste aule leggendo i libri, ma certamente si impara l'umiltà, o si dovrebbe imparare l'umiltà. L'umiltà che deriva dalla dotta ignoranza socratica, sapere di non sapere. Più allarghi la sfera del sapere, ti accorgi di quanto allarghi la sfera della tua ignoranza. Ed è proprio la consapevolezza della tua ignoranza che dovrebbe darti quell'umiltà che è necessaria quando sei chiamato ad altissime cariche, come quella dell'insegnamento, che secondo me è la più nobile, fino a quella della magistratura o a quella del legislatore che io in questo momento sto interpretando. Grazie. Chiusura del discorso del ministro Nordio, poi ve lo racconteremo questa sera nel corso dei nostri telegiornali, il richiamo all'umiltà anche per la magistratura, non solo per i professori e per gli studenti dell'anno accademico. Allora, a Mestre con Ilaria Marchiori per tornare a parlare dell'assalto armato al Valle Center, le ultime novità, le ultime indagini. Ilaria. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Mentre le indagini stanno proseguendo a 360 gradi, una delle due commesse, Federica, colei che si è offerta di essere presa in ostaggio dai banditi che 2 sere fa hanno assaltato la gioielleria al Valle Center di Marcon, ha detto alcune parole, alcune prime dichiarazioni all'indomani della rapina subita. Ci hanno rapinato, ci hanno portato via tutto, eravamo io e la mia collega, mi hanno obbligata ad aprire le vetrine. Poi, siccome la collega era impanicata, praticamente
ho detto di uscire io con i rapinatori e ho fatto da ostaggio. Non riesco ancora a rendermi conto, non lo so, sono sotto shock, di certo tremavo, quello sì. È stato un atto coraggioso, anche se Federica dice di no, non lo definisce un atto coraggioso, semplicemente ha visto che la collega Giorgia, con cui appunto lavora e ci sarebbe anche un rapporto d'amicizia, era terrorizzata, non si reggeva in piedi e quindi lei ha deciso di dire al bandito che la teneva col braccio sinistro. Da qui infatti secondo il video anche che abbiamo visto e le immagini poi delle telecamere, il bandito che la teneva col Kalashnikov sarebbe mancino. Ha detto: prendete me e lasciate andare lei, e così lui ha fatto. Quindi una volta che l'ha presa, l'ha trascinata e gli altri avevano ormai arraffato tutto quello che potevano e l'ha trascinata con sé poi nel parcheggio sotterraneo, da cui poi sono fuggiti con la Panda Rossa, che è poi stata ritrovata poco distante di fronte a un altro centro, ovvero a Mondo Convenienza. Dunque queste le prime parole all'indomani della rapina subita di Federica. Tra l'altro la cosa che è da evidenziare, e probabilmente è anche su questo che i carabinieri stanno puntando, continuando ad ascoltare o a interrogare le due donne, le due ragazze, Giorgia, la prima commessa presa in ostaggio, e poi anche Federica, sono state in realtà le uniche due a sentire parlare i banditi, a sentire la loro voce, anche se questi in realtà hanno parlato pochissimo, pronunciando davvero poche parole, a quanto sembra in italiano. Forse ha osservato una delle due, non sappiamo ancora chi, abbia dato questa testimonianza, una persona poteva avere anche l'accento veneto, quindi questo potrebbe essere un ulteriore dettaglio che però non è ancora stato confermato. Gli inquirenti, come potete immaginare, hanno le bocche cucite. Quello che sappiamo è che stanno indagando a 360 gradi. Per quanto riguarda Giorgia non ha voluto parlare, non ha parlato né la sera della rapina né ieri, quindi il giorno dopo. È ancora sotto shock, ma sta bene. Sono state le parole del padre della commessa, appunto di Mogliano Veneto, che è stata presa in ostaggio dai banditi. Sentiamo tutti i dettagli in questo servizio. Ancora sotto shock. Papà Lucio dice solo poche parole, raggiunto al telefono quando gli si chiede come stia Giorgia, la giovane commessa della gioielleria del Vale Center di Marcon, presa in ostaggio dai banditi armati che hanno assaltato il centro commerciale. C'è un filmato di quei lunghissimi istanti di terrore, una manciata di secondi in cui si vede la ragazza originaria di Mogliano Veneto immobile, in piedi di fronte all'ingresso del negozio, tenuta ferma alle spalle da un rapinatore col volto coperto che imbraccia un fucile. Nel video lo scambio di ostaggio. I malviventi vogliono raggiungere l'uscita facendosi scudo con una di loro. La collega Federica si fa avanti, si offre al posto della giovane di Mogliano. I banditi con i sacchi di gioielli scappano in gruppo. Giorgia si porta le mani al petto, rientra nella gioielleria. Di lì a poco anche la collega sarà lasciata libera dai banditi che, guadagnata l'uscita, si danno alla fuga. La ragazza esce dal centro commerciale solo a tarda sera dopo essere stata ascoltata dagli investigatori e ora sta cercando di lasciarsi alle spalle questo incubo. Sta meglio, ci vorrà il suo tempo per metterla, perché passi questa brutta esperienza. Lucio Endrizzi è conosciuto a Mogliano per la sua attività di tassista. Il desiderio della famiglia ora è quello che Giorgia superi il trauma e torni quella di sempre. Ecco, avete sentito dunque le poche parole del papà di Giorgia. Qui da Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Allora restiamo però sulla vicenda del Vale Center. Lo diceva Ilaria nel collegamento, le piste degli investigatori, il bandito mancino che teneva in ostaggio Giorgia. Sono 3 le piste, la più accreditata è quella dei giostrai, ma anche di una banda di trasfertisti. Mi sono abbassata giù a terra subito e quando mi sono alzata l'altra volta l'ho visto già un po' più vicino. Sono uscita
qui pieno alla terra. Mi sono uscita fuori per nascondermi in un negozio, altro negozio. Per una frazione di secondo Irina, che lavora nel banco di dolci accanto alla gioielleria del Vale Center di Marcon, presa d'assalto dai banditi, ha visto negli occhi l'uomo che ha tenuto in ostaggio Giorgia e poi Federica, ma nonostante fosse pietrificata è riuscita a fuggire. Non è facile tornare alla normalità dopo un simile shock, mentre a caccia ai banditi con posti di blocco in tutta la regione, estesi anche ad alcune confinanti come il Friuli Venezia Giulia. Varie le ipotesi dei carabinieri. La prima, quella di una banda arrivata dal sud, con il modus operandi che ricorda quello di rapine commesse in Puglia o in Campania. Potrebbe però anche trattarsi di un comando proveniente dall'ex Jugoslavia, dove queste bande sono molto precise nell'organizzazione dei colpi e dallo stile militare. Infine, un gruppo di giostrai che spesso utilizzano armi lunghe proprio come quelle della rapina in gioielleria. Mai avremmo immaginato in un centro commerciale alle 7 di sera, senza spudoratezza. Avevano secondo me fatto il sopralluogo già qualche ora prima, nei giorni precedenti sicuramente, perché era molto comodo svaligiare quest'ala del centro in quanto c'è una porta proprio di sicurezza attaccata al negozio, quindi era molto facile entrare e uscire da qua. Non sarebbe stato possibile individuarli e fermarli al momento. Fondamentale sarà infatti l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza sia interne che esterne al centro commerciale. Nel frattempo le due commesse sono state nuovamente interrogate. Ho avuto modo di parlare con Giorgia in primis e ho visto ovviamente una ragazza provata da quello che è stato un avvenimento assolutamente straordinario, e ho parlato con le restanti dipendenti. C'era anche da parte loro una situazione particolare di agitazione. È da dire che però ho fatto i complimenti per il sangue freddo che hanno dimostrato, la tranquillità dimostrata, ma ce lo diciamo anche, lo diciamo forte, davanti a una banda organizzata, armata fino ai denti come quella che ha visto rapinare ieri sera questa gioielleria. Difficilmente anche le forze dell'ordine avrebbero potuto contrastare un avvenimento di questo tipo. Un elemento che potrebbe poi essere molto utile per gli investigatori riguarda il bandito che ha preso in ostaggio Giorgia usandola come scudo. Impugnava il Kalashnikov con la mano sinistra, quindi potrebbe essere mancino, dettaglio da tenere in considerazione una volta che ci sarà una lista di sospettati. Si sta continuando sulla via della verifica delle targhe e delle autovetture che sono state utilizzate per la rapina. Gli sviluppi li vedremo nei prossimi giorni. E poi c'è lo sconcerto, la preoccupazione. Abbiamo raccolto proprio ieri, il giorno dopo l'assalto armato, abbiamo raccolto un po' gli umori dei clienti soprattutto, ma anche di alcuni degli esercenti. Da un certo che adesso entrare, dopo quello che abbiamo visto ieri sera, ti fa un po' di paura. Io ho lavorato per 22 anni qui dentro, adesso non ci sono, però solo il pensiero che comunque anch'io lavoravo e mi trovassi da sola, ero di sopra, sarei rimasto un po'... Lo stupore, misto in alcuni ad un po' di paura, in altri ad una certa dose di fatalismo, sono i sentimenti prevalenti tra chi stamattina entra a fare acquisti al Vale Center. Appena poche ore dopo la rapina di un comando di uomini incappucciati armato anche di Kalashnikov. Inevitabile per molti porsi la domanda: come mi sarei comportato se ci fossi stato io? Mi ha detto che viene anche con suo figlio, che è piccolo. Ah sì, vengo sempre a fare la spesa anche, quindi... Se mi trovavo là ieri penso che, non so, mi sarebbe venuto un colpo soprattutto per lui, perché sì, un po' per tutti, cioè non è una cosa appunto tutti i giorni qua, ormai stiamo veramente andando via proprio di testa, non so. Che ho mia figlia che lavora qui. Dove lavora? Era presente ieri? No, lei ha dovuto chiudere tutto quanto le serrande appena saputo di quello che stava succedendo. È mai possibile che 5 personaggi entrano con un mitra e nessuno non fa nulla? Le telecamere cosa servono?
genitore è più preoccupato da... Molto preoccupata, perché ieri sera, fin quando la cosa non si è risolta, io ero preoccupatissimo. Non è che ho dormito molto questa notte, avevo abbastanza risvegli, quindi sì, non ho dormito molto, però d'altronde bisogna anche superarle certe cose, purtroppo, nel senso, sicuramente ti resta per un bel po' il trauma, però poi non è che ci siano tante alternative. Non ci sono alternative. L'immagine degli uomini incappucciati e armati ha scioccato tutti, ma nonostante questo bisogna anche sforzarsi a rimanere sereni. Con che spirito si torna oggi qui a fare la spesa? Beh, con lo stesso spirito di prima, non è cambiato niente. Una cosa del genere però non era mai capitata. No, qui no, che io sappia no. Qui non è preoccupata? No, abito anche qua vicino, non è che in zona. È più preoccupato adesso? Un po' sì, un po', però non tanto, ecco, però comunque è sempre sorvegliato, non so come mai, non capisco proprio. Ma c'è sempre stata un po' di queste cose qua, comunque faceva gola, si vede che qualcuno ci ha pensato. Ci raccontano che in genere qui non c'è tanta gente durante le mattine delle giornate feriali. Curiosamente oggi ce n'è di più. Infatti io ho sentito dalla gente che hanno detto questa cosa ma magari la gente è anche curiosa. Banditi scatenati, l'assalto al Valle Center, alla gioielleria all'interno del Valle Center a Vicenza, un orafo pestato e rapinato proprio in città. Daniele Garbin, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, confermo, siamo nel quartiere vicino all'Anconetta, in via Bedina. Alle mie spalle, proprio vedete in quella base del condominio, c'è la sede della Euro 5, che è una ditta orafa il cui titolare 59enne è stato aggredito, malmenato da almeno 3 banditi mercoledì verso le 18. Ecco, la caccia all'uomo è ancora in corso di questa banda che sicuramente ha studiato il colpo e ha aspettato che l'orafo rientrasse proprio nel momento in cui stava scaricando il materiale che aveva con sé, la borsa. Sono sbucati al buio e avevano una pistola e poi è partito un colpo, fortunatamente era una scacciacani, però insomma era diretta alle gambe, e l'uomo poi è stato picchiato più volte alla testa, ha una 60ina di punti, era una maschera di sangue. Ecco, per comunque ricostruire quello che è accaduto noi abbiamo fatto un servizio, quindi in questo momento via contributo. E caccia ai banditi. I carabinieri cercano i 3 rapinatori che hanno picchiato a sangue Stefano Melison, 59 anni, contitolare della Oro 5 di via Bedina a Vicenza. Secondo una prima ricostruzione l'agguato sarebbe stato improvviso. I malviventi appostati davanti al laboratorio avrebbero aspettato il momento buono per colpire. Da quanto risulta, quando la vittima parcheggia l'auto davanti all'azienda e apre il portabagagli, i 3 banditi coi volti coperti lo aggrediscono alle spalle. L'orafo tenta una reazione, ma i malviventi a quel punto sparano con una scacciacani e lo colpiscono alla testa col calcio di una pistola più e più volte. Poi scappano con alcune valigie piene di gioielli per un valore che si aggirerebbe sui 200.000 euro. La vittima resta a terra tramortita, l'orafo perde sangue copiosamente, viene portato all'ospedale al San Bortolo. I carabinieri intervengono sul posto, iniziano le indagini. La caccia ai banditi stamattina è ancora aperta. Sì, infatti la caccia continua e soprattutto abbiamo anche provato a sentire, ma c'è poca voglia sia i residenti sia anche il socio titolare che è Paolo Pellizzari, e non è la prima volta che hanno subito una rapina qui, era già successo nel 2013, sempre lì, sempre alla base di quella palazzina dove comunque la pioggia ha portato via le tracce di sangue. Sappiamo che era un colpo preparato, almeno una settimana, i vicini con cui abbiamo parlato hanno detto che c'era un buco nella rete proprio in fondo, chiedo all'operatore Simone Squarcina, ecco, fa vedere la zona, ecco, quel parco giochi sarebbero arrivati e avrebbero atteso proprio l'arrivo dell'orafo attraverso un buco che era stato richiuso e poi nuovamente riaperto, e da lì poi sono fuggiti e da lì infatti non si sono perse le tracce. Ecco. In quartiere c'è poca voglia di parlare, c'è questo senso di comunque di paura, preoccupazione, anche gli stessi titolari, e proprio per questo abbiamo sentito le voci questa mattina. Ecco, con questo lascio la linea allo studio. Io non abito proprio qua vicino, abito nelle ultime case gialle in fondo. Ho visto che c'erano o carabinieri o vigili del fuoco o comunque c'era un mezzo estremamente grosso, e qua nessuno dice niente.
Adesso io ho anche chiesto a una signora che conosco qua dietro e mi ha detto io la sera vado a letto presto. Non ho insistito, però questa non è una bella strada, è una strada che avrebbe bisogno magari che ci fosse, ma per dire la verità, io dico ci fosse più controllo, ma passano i carabinieri, passa la polizia locale, la polizia anche l'altra, però questo non toglie che ogni tanto succedono delle cose brutte. Ha sentito qui cosa è successo allora? Allora, sì, ho sentito che è stato malmenato proprio, io non immaginavo, non ci si può fidare. Qua, specialmente la sera, ma la sera appena fa buio, anche se sono le 4, bisogna stare attenti e magari le persone alle quali tu dai un saluto cordiale sono quelle che poi ti vengono in casa perché sanno quali sono i tuoi orari. Ma qui probabilmente non è microcriminalità, qui era proprio un colpo... No, questo sì. Ah beh, no, non sono venuti da me che non ho niente, sono andati da un orafo per poterlo, sì, derubare. C'è più paura adesso? Sì. Adesso, ovvio che c'è paura, anche perché io ho un cane e la sera ho paura a portarlo fuori. Eppure le dico, passano carabinieri, polizia, è molto controllato, ma una volta che è controllato, chi sta attento a questi mezzi che passano, già è passato, aspetta che adesso io agisco. Questa è la testimonianza della signora che abita nella zona dove è successa questa violenta rapina, vittima questo orafo 59enne che abbiamo appena raccontato. Non ci sono solo le rapine agli orafi, le rapine a mano armata, ma poi anche la piaga dei furti nelle abitazioni, la stiamo raccontando un po' in tutte le province del Veneto, a Tezze sul Brenta in particolare. Negli ultimi giorni un'altra raffica di colpi. Vanessa Vanzato da Tezze sul Brenta, buongiorno. Buongiorno a te Nicola e a tutte le persone che ci stanno seguendo. In effetti in un paio di notti sono verificati almeno 5 tra colpi riusciti e tentati. C'è moltissima preoccupazione tra i residenti che tra l'altro hanno divulgato anche attraverso i social, hanno mandato anche alla nostra redazione, hanno scritto alla nostra redazione dicendo appunto quanto accaduto in più frazioni di Tezze sul Brenta. Il comune è molto vasto, molto ampio, il modus operandi praticamente lo stesso, ovvero il foro praticato all'altezza della maniglia dell'infisso per riuscire ad entrare. Sono riusciti a entrare in alcune abitazioni, in altre hanno rubato ad esempio delle biciclette lasciate proprio all'esterno della casa, però dicevo cresce la preoccupazione e lo conferma anche il sindaco di Tezze sul Brenta che è qui con me, Luigi Pellanda. Sindaco. Sì, la preoccupazione dei miei concittadini e anche la mia preoccupazione è quella di tutta l'amministrazione comunale. Invito questi concittadini che hanno subito o tentativi o furti a segnalare immediatamente alle forze dell'ordine questi fatti, perché questo è il modo corretto. Facendo così gli interventi da parte delle forze dell'ordine sono immediati. Ecco, scrivere su Facebook serve a poco, anzi se non altro vanifica quelli che possono essere gli aspetti, diciamo, repressivi da parte delle forze dell'ordine. Sì, anche se è comprensibile magari la rabbia di chi si trova a subire un furto, le cosiddette vittime, ecco, di queste persone, solo che dice anche lei stesso non serve a niente pubblicare e basta, bisogna andare direttamente alle forze dell'ordine, segnalare anche movimenti sospetti, persone sospette. Sì, certo, va bene anche mettere l'avviso sui social, questo serve per mettere in allerta magari i vicini di casa, ma il vero servizio che deve essere fatto è quello di segnalare alle forze dell'ordine, che io ho sentito, mi hanno garantito una costante presenza sul territorio e la intensificheranno anche visti che si sono verificati questi fatti con una frequenza maggiore rispetto ai mesi scorsi. Sì, anche perché i mesi
caldi, possiamo definirli così, che, in cui si verificano maggiormente furti in abitazione sono quelli legati tra novembre e dicembre, almeno notoriamente sono questi i periodi più caldi per quanto concerne appunto furti in abitazione. Adesso siamo a febbraio e tra l'altro pare ci sia un'escalation improvvisa. Sì, mi auguravo di non aver più a che fare con questo tipo di notizie, però evidentemente non è così. Attenzione, ci sono degli accorgimenti anche da tenere in casa, la luce accesa, chiudere le porte, le finestre, insomma prestare un po' più di attenzione perché purtroppo questi fatti altrimenti si verificano. Ecco, anche la polizia locale verrà anche intensificato, glielo chiedo questo, verrà intensificata l'attività anche della stessa polizia locale, magari in orario notturno, perché magari, che so io, vedere l'auto con le luci accese, potrebbe anche far retromarcia, dietrofront a chi magari pensa di entrare in una casa. Sì, certo, ma la polizia locale ce l'abbiamo durante il giorno, durante la sera e la notte la polizia locale non è in servizio. D'altra parte i nostri vigili sono veramente pochi, sono anche oberati da altre attività, per cui insomma non è che si possono pretendere, sono i carabinieri e la polizia che sono sul territorio anche durante la notte, e questo è un po' il servizio che noi possiamo fare, anche se capisco le preoccupazioni dei cittadini. Qualche anno fa io stesso ho subito dei furti e quindi so cosa vuol dire, insomma, ecco, la sensazione di impotenza che si ha. Diventa quindi fondamentale il lavoro di squadra tra i cittadini, tra l'amministrazione e le forze dell'ordine, fondamentale. Perfetto, concordo e condivido pienamente quanto da lei espresso. Nicola, da noi è tutto, da Tete sul Brenta è tutto, ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa Banzato. Chiudiamo la cronaca, ma c'è da vedere adesso invece la blitz dei 30 attivisti del centro sociale Rivolta che a Venezia hanno occupato per un'oretta circa il consolato ungherese a Venezia. Lo slogan è Ilaria Salis libera subito. Sentiamo alcune voci e immagini di questa protesta. Subito! Ilaria libera! Libera! Subito! Siamo oggi al consolato onorario ungherese, siamo i ragazzi e le ragazze del centro sociale Rivolta per dire qualcosa di estremamente chiaro. Vogliamo Ilaria libera subito e siamo qua per fare pressioni sul governo ungherese e sul governo italiano per parlare di questa questione, per riuscire a far vedere che ci sono persone che si attivano di fronte all'assenza totale del rispetto dei diritti umani in Europa, con la collaborazione del governo italiano a un governo come quello ungherese di estrema destra che sta tenendo da un anno in carcere una persona solo con l'accusa di essere antifascista, solo con l'accusa di essere una persona su cui scaricare dinamiche interne e tutto quello che conosciamo bene rispetto anche alle tante discussioni tra Orban e Meloni, al modello di governo che vogliono puntare a costruire, alle leggi che Meloni ha approvato in quest'anno e mezzo di governo, tutte leggi che si legano solo a un aumento della repressione, a un aumento di possibilità di incarcerare, di aumentare i tempi appunto di repressivi in tutta una serie di forme. Siamo tutte antifasciste! C'è una donna italiana che sta venendo portata all'interno delle aule di tribunale, ammanettata ai polsi e alle caviglie, portata al guinzaglio con dei capi di accusa che non tengono assolutamente conto del trattamento che sta ricevendo e che non tengono minimamente conto dei diritti umani che ne stanno venendo rispettati. Questi dunque gli attivisti hanno lasciato poi il consolato, non si sono avuti incidenti, non era un giorno a caso, oggi è un anno esatto dall'incarcerazione di Ilaria Salis in Ungheria, è intervenuta comunque anche la Digos, ma non ci sono stati incidenti. Il riferimento al governo era anche evidentemente al ministro Nordio, che ha avuto un colloquio, come sappiamo, con il papà di Ilaria Salis in questi giorni. Nordio, che abbiamo visto proprio in apertura della prima edizione, un passaggio del suo intervento all'anno accademico a Padova, dove si trova la nostra Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno. Il ministro Nordio ha
da poco parlato all'inaugurazione dell'802esimo anno accademico, un passaggio e un lungo discorso dedicato all'equità della giustizia, ai processi nella storia e al ricordo anche del suo passato universitario, come avete sentito dalle dichiarazioni che ha rilasciato al suo arrivo all'Università di Padova. Al momento ancora nessun riferimento al caso Salis e a quanto è accaduto a Venezia, anche se comunque anche qui a Padova gli studenti che dovrebbero essere ancora sotto il listone, quindi sotto il Palazzo del Bo qui a Padova, hanno portato comunque la questione di Ilaria Salis anche qui in città. Studenti che stanno parlando ora all'inaugurazione con la rappresentante Emma Ruzzoni. Il discorso è appena finito, vi mostriamo l'aula magna gremita, tra le altre cose la maglia che indossava Emma Ruzzon recava la scritta cessate il fuoco a Gaza, quindi appena finito di parlare la rappresentante degli studenti. Questa è l'aula magna gremita di autorità. Il ministro Nordio ha parlato subito dopo la rettrice Daniela Mapelli, rettrice che ha ricordato, facendo un bilancio, l'evoluzione dell'Ateneo con una crescita di personale docente e tecnico, un aumento di fondi grazie al PNRR e anche all'aumento di studenti che sono quest'anno oltre 72.000. Molti di questi sono, con un aumento del 10%, gli studenti stranieri. Anno accademico che non è comunque solo riflessione ma è anche goliardia, e infatti al termine della cerimonia ci sarà l'intervento dei goliardi che hanno preparato un regalo per il ministro Nordio. Noi ve lo facciamo vedere così poi restituiamo la linea allo studio, ma intanto vi mostriamo la tradizionale gallina padovana in mano al nuovo tribuno che è stato eletto ieri mattina e che tra poco questa gallina verrà consegnata al ministro Nordio. Sì, no, la gallina verrà consegnata alla rettrice dell'università. E anche al ministro, sì. Sì, anche al ministro. Questa qui è una tradizione che si tramanda da noi goliardi, sempre in dono la gallina. Questo qui va a significare, è un simbolo di libertà e inclusività. Grazie. Ecco, avete sentito, quindi oltre alla tradizione appunto anche la goliardia e il divertimento, ma ovviamente anche tanti punti di riflessione toccati dalla rettrice, come quello sulla parità di genere, con un lungo passaggio dedicato appunto ancora a quello che ancora l'università può fare in termini di non solo occupazione femminile ma anche di numero di laureati, perché nonostante i numeri degli iscritti siano in crescita dobbiamo ancora raggiungere gli alti livelli dell'Europa. Dall'Università di Padova è tutto. Io non so se avete già fatto sentire le dichiarazioni del ministro Nordio, se no vi rilascio con le parole che ci ha rilasciato, con le interviste che ha rilasciato il ministro Nordio al suo arrivo qui all'Ateneo. È grandissima emozione perché sono esattamente 53 anni dal momento in cui mi sono laureato proprio in quest'aula qui sopra, e quindi è una certa nostalgia, una certa emozione. Non avrei mai pensato all'epoca che la laurea in legge, in giurisprudenza, mi avrebbe portato dove mi ha portato. Ringraziamo quindi il cielo e il destino di essere qui oggi a rendere omaggio a questo tempio, che poi non è soltanto del sapere ma è anche del coraggio, perché dall'Università di Padova, cioè dai tempi del Risorgimento fino alla Resistenza, vi sono state manifestazioni importanti anche dal punto di vista operativo per combattere lo straniero e l'invasore, e quindi vi è un duplice omaggio che va fatto a questa straordinaria e antichissima Universa Universis Patavina Libertas. E ai ragazzi cosa dirà oggi? Ai ragazzi che saranno, a tutti gli studenti che sono qui presenti? Ma più che altro sarà un saluto abbastanza teorico sulla giustizia, l'equità, la legalità e la necessità di rispettare le regole, ma trattandosi di un, ripeto, tempio del sapere, non sarà un discorso politico e neanche operativo. Penso di dire poche parole, ma di ordine essenzialmente generale, un po' filosofico, un po' teorico, perché siamo appunto in un luogo dove si deve imparare a ragionare più che a operare. Giovani che si stanno perdendo però, perché di violenza sono sempre più aggressivi, sono sempre più anche che sfiorano la delinquenza.
Ma purtroppo la delinquenza minorile oggi è uno dei problemi diciamo che sono più allarmanti. Bisogna però anche considerare che bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno oltre che mezzo vuoto. Vorrei ricordare che qui a Padova, quando studiavo io, non c'era un pomeriggio dove non vi fossero manifestazioni violentissime di studenti. Qui dentro c'è stato, qui a Padova, il peggio del terrorismo. Abbiamo avuto i neofascisti, i neonazisti e dall'altra parte l'autonomia operaia e le brigate rosse, neri e rossi, che hanno tra l'altro sfasciato, se così posso dire, anche la mia giovinezza, visto che poi a 30 anni ho iniziato a indagare proprio sulle brigate rosse che avevano qui a Padova uno dei centri più importanti. E noi dimentichiamo quanto male si vivesse fino a pochi anni fa. Poi oggi vi sono queste forme di delinquenza che sono molto pericolose, molto fastidiose e la delinquenza minorile fa parte di queste manifestazioni. Penso che sia soprattutto però nell'ambito delle famiglie e successivamente nelle scuole che vada fatta un'educazione alla legalità, soprattutto attraverso l'esempio più ancora che con le parole. Quando si è all'università si è già maturati e quindi quel che c'è, ecco, il software si è già formato. Proprio in quella sala del Bo vi abbiamo trasmesso in diretta qualche giorno fa la cerimonia di laurea alla memoria di Giulia Cecchettin, molto emozionale. C'era anche Elena Cecchettin, la vediamo sul sito del Gazzettino perché su Instagram ha criticato le parole dell'amore lette a Sanremo dagli attori di Mare Fuori. Siparetto inutile, non si poteva fare di meglio. Le frasi ascoltate ieri su quel palco, l'avrete visto, insomma, quel momento dedicato alla violenza sulle donne con gli attori della serie Mare e Fuori. Le frasi ascoltate, scrive Elena Cecchettin, su quel palco sono roba da baci perugine, soprattutto non sono frasi, sono frasi sull'amore, ma l'amore non ha niente a che vedere con la violenza maschile contro le donne. Ancora scrive di un siparietto intriso di pink washing, le vittime di femminicidio e le sopravvissute se ne fanno ben poco. Questo l'attacco della sorella di Giulia su Instagram a quanto avvenuto a Sanremo qualche sera fa. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta con la nostra prima edizione, ripartiamo dalla cronaca, la cronaca di una storia di molestie a una ragazzina di appena 15 anni. La procura di Rovigo indaga un 70enne che è stato riconosciuto dalla vittima. Si è chiusa con la denuncia di un 70enne per violenza sessuale ai danni di minori l'indagine della Procura di Padova aperta dopo la segnalazione di una 15enne che a fine settembre sull'argine di Volta Barozzo aveva subito pesanti molestie. La giovanissima aveva forato la ruota della bici e per questo aveva chiesto aiuto a un passante. Il 70enne, anche lui in bici, si era fermato ma senza prestarle alcun soccorso. L'aveva molestata baciandola e toccandola. La 15enne era riuscita a fuggire e una volta arrivata a casa, accompagnata dai genitori, aveva sporto denuncia. Non l'unica vittima dell'uomo che pochi giorni dopo ha avvicinato una donna importunandola. L'immediata richiesta di aiuto al 112 di quest'ultima ha permesso ai carabinieri di fermare il 70enne, che è stato riconosciuto senza ombra di dubbio dalla 15enne e denunciato. Ancora nel Padovano sfruttavano gli immigrati accolti nei CAS facendoli lavorare gratis senza alcuna formazione, ospitandoli in condizioni degradate. A Vigonza la squadra mobile con il personale del nucleo ispettorato del lavoro ha posto i sigilli alla sede di una cooperativa. Erano stati affidati alla cooperativa con l'obiettivo di un'accoglienza straordinaria finalizzata all'integrazione. Erano finiti a lavorare gratis, senza alcuna formazione, sotto continuo ricatto. È quanto emerso dall'indagine condotta dalla squadra mobile di Padova in collaborazione con il personale dell'ispettorato del lavoro, che ha sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca una società cooperativa con sede a Vigonza. Indagato per violazione di norme in materia di immigrazione, caporalato ed estorsione, un 48enne
18enne padovano, fino a dicembre presidente della cooperativa. Un'indagine è partita dopo che la polizia aveva fermato un tunisino, rientrato in Italia dopo una prima espulsione nel 2019, che risultava assunto nella cooperativa di Vigonza. Da qui gli agenti hanno ricostruito le storie di 19 giovani richiedenti asilo del Mali, del Burkina Faso, del Senegal, della Costa d'Avorio e della Guinea, che dopo essere arrivati in Italia lo scorso aprile erano stati affidati alla cooperativa che li aveva messi al lavoro in condizioni che arrivavano a violare la loro dignità, come spiega il questore di Padova Marco Odorisio. Venivano sfruttati, quindi messi come manovalanza in questo capannone, insomma, in questo opificio con mansioni appunto di assemblaggio o di etichettatura, e man mano che poi le indagini e accertamenti sono proseguiti è emerso addirittura senza venire pagati, a costo zero, veniva prospettata addirittura il rischio di essere poi di non poter proseguire nel loro iter di richiedenti asilo, quindi di essere allontanati, perdere anche quelle che erano, diciamo, le prospettive di poter avere un permesso di soggiorno. Con pazienza gli agenti hanno ascoltato le storie di 19 richiedenti asilo, ricostruendo i dettagli di uno sfruttamento che arrivava addirittura all'inganno. Si faceva sottoscrivere una sorta di patto di formazione lavorativa, inclusione sociale, e anche le condizioni poi, quando da un punto di vista alloggiativo sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie, ma mancava completamente anche sul posto di lavoro, oltre alla formazione anche la sicurezza stessa negli ambienti di lavoro. La medesima cooperativa, in base alla documentazione sequestrata, disponeva di un'unità locale all'interno del carcere di Rovigo e di una sede operativa a Pianiga nel Veneziano. Dopo il sequestro, l'indagine va avanti. Stanno proseguendo, ripeto, ulteriori accertamenti non solo su questa cooperativa, ma visto il sistema che era stato, perché possiamo parlare proprio di vero e proprio sistema, non di un qualcosa di occasionale, stiamo verificando che non ci siano situazioni analoghe anche in altri contesti relativi appunto all'accoglienza. Intanto a Treviso torna, a proposito di immigrazione, il caos al parcheggio Alpiani, dove di nuovo altri richiedenti asilo in attesa di essere convocati si sono spostati, lo ricorderete, si trovavano spesso nel parcheggio interno, ma si sono spostati proprio davanti alla questura. Molti di loro hanno la febbre, uno anche il catetere, una emergenza che continua ad esserci a Treviso. La polizia ci ha mandato via, ha detto, via dal parcheggio, nessuno ci ha dato protezione. Fa freddo nel parcheggio, sì, fa troppo freddo. Come facciamo a stare sul pavimento? Come facciamo? Ho un problema agli occhi, questa è la mia cicatrice. Voglio un dottore, per favore, aiutatemi. Please help me, please help, please. Dicono di avere la febbre, di essersi ammalati dopo diversi mesi nel parcheggio dell'Appiani, dove ora fa troppo freddo per dormire. Per questo da 3 giorni si sono spostati qui. Il parcheggio è troppo freddo, ci sono troppi problemi e poi stiamo tutti assieme, tanti si stanno ammalando, ci sono troppi problemi. Un'emergenza a Piani mai risolta, nonostante il comune di Treviso abbia sempre provveduto a sue spese a bonificare l'area e l'intervento della comunità di Sant'Egidio. Ecco i giacigli, i calzetti lasciati asciugare, le immondizie. In questo gruppetto che ha scelto di salire in superficie c'è anche un 36enne del Pakistan appena uscito dall'ospedale, ha il catetere, non lo abbiamo incrociato solo per pochi minuti. Qui non abbiamo né un letto né qualcosa da mangiare. No, nothing. Sono i richiedenti asilo che restano nel limbo in attesa di accoglienza della domanda di protezione internazionale. Quest'uomo ha l'appuntamento fissato solo a maggio. Nel limbo perché non sono di stretta competenza di nessuno. La questura ne gestisce le pratiche, la prefettura l'alloggio, ma solo una volta ottenuto lo status di rifugiato. Il comune, per bocca dell'assessore Gloria Tessarolo, chiarisce: nessuno nega loro un pasto, manderemo un controllo, ma questo caso fa capo a Roma. Il comune non ha ulteriori strumenti, perché qui non siamo nell'ambito dell'accoglienza della persona senza fissa dimora, qui siamo nell'ambito del sistema di accoglienza dell'immigrazione e in questo caso dell'immigrazione irregolare. Stiamo in realtà con gli enti locali, anche in accordo con la prefettura, perché i tavoli ci sono stati, cercando di tamponare in mesi particolarmente critici e difficili che sono quelli invernali la situazione, però come dire andando anche oltre come territorio a quella che sarebbe la stretta competenza. Sono certa che la rete di volontariato che abbiamo costruito sul territorio sta lavorando bene, continua Tessarolo. Con ANCI c'è una richiesta in regione per iniziare a ragionare sui numeri.
Io ovviamente segnalerò nuovamente segnalerò a Sant'Egidio e alla polizia locale. Il tema della sicurezza sul lavoro è il caso delle esalazioni di gas nel centro meccanografico delle Poste di Padova che ha provocato malori ai dipendenti. Esalazioni di gas che sono entrate nel sistema di ricircolo del condizionamento dell'aria provocando malesseri ai lavoratori. Attimi di concitazione al centro meccanografico delle Poste di Via della Ricerca Scientifica a Padova. A rendere noto quanto è accaduto mercoledì mattina è stata la CGIL di Padova. L'esalazione di gas sarebbe stata provocata da una manovra errata di una ditta impegnata nei lavori sul tetto dello stabilimento di Poste Italiane. L'intervento immediato del direttore di produzione, che ha fatto allontanare dai reparti il personale areando i locali, ha scongiurato ulteriori conseguenze ai lavoratori. Ancora una volta, ma oramai non ne teniamo più conto, tanti sono i nostri interventi di denuncia. Questa direzione si è dimostrata impreparata a gestire gli eventi prevedibili e imprevedibili che accadono in questo centro di smistamento. Per la CGIL però l'episodio accaduto mercoledì dimostra il mancato controllo sull'operato delle ditte esterne. Nell'ultimo periodo, continua il sindacato, ci sono state altre occasioni in cui la salute dei dipendenti è stata messa a rischio. Il caso di Fleximan sarà riposizionato a breve. Il Velox abbattuto lungo la provinciale del Piovego a Villa del Conte. La decisione dei sindaci della Federazione del Campo Sampierese dopo essere stati ricevuti dal prefetto. Il Velox di Villa del Conte, nell'Alta Padovana, quello colpito da Fleximan e rivendicato con un cartello lo scorso 22 gennaio, verrà ripristinato. Una scelta della Federazione del Campo Sampierese, arrivata dopo aver incontrato il prefetto di Padova, Francesco Messina, la scorsa settimana. Abbiamo deciso che prevalesse il principio di legalità. In questo momento sì, verrà riposizionato breve giro nel luogo dove è stato abbattuto. Il principio di legalità deve prevalere su ogni azione criminale e sulla base di questo, a maggioranza, i 10 sindaci della federazione hanno deciso che il Velox lungo la strada provinciale Piovego sarà ripristinato al più presto. Verrà riposizionato dalla ditta che appunto ha in capo il noleggio, non lo so, tempi tecnici comunque nel giro di breve tempo. La sicurezza non può essere messa a repentaglio da atti vandalici e nemmeno ci si deve come istituzioni abbassare agli atti vandalici e alle conseguenze che ne hanno. In civile criminale Fleximan, in civili anche gli ecovandali come è accaduto tra Abano e Montegrotto, sempre nel Padovano. 2 poltrone gettate nell'acqua della canaletta utilizzata come discarica da un incivile che ha voluto disfarsi del proprio divano buttandolo nel canale che scorre tra via Fasolo, tra Abano e Montegrotto. La segnalazione arriva da un residente che ha fotografato questo scempio condividendo sui social network le immagini del divano abbandonato nell'acqua e avvisando entrambi i comuni. Dopo alcuni giorni le poltrone però sono ancora lì perché essendo al confine tra Abano e Montegrotto non è ancora chiaro di chi sia la competenza del ritiro degli ingombranti. E poi in tema di ambiente sono giorni difficili per lo smog in tutto il Veneto, a Treviso in particolare, una Treviso che dall'ultimo rapporto di Lega Ambiente risulta essere la terza città più inquinata d'Italia appunto per lo smog. Una cappa di aria irrespirabile che ammorba la città. Ce ne accorgiamo semplicemente facendo una passeggiata o passando uno straccio sul davanzale di casa. La conferma arriva dai dati pubblicati nel report Malaria di Legambiente. Treviso, con 63 giorni di sforamenti di PM10 nel 2023, è la terza città più inquinata d'Italia. Peggio fanno solo Frosinone e Torino. Ed è tutta la pianura veneta a soffocare, con valori preoccupanti anche di PM2,5 e biossido di azoto. I dati ci dicono che il processo di riduzione delle concentrazioni è inesistente o comunque troppo lento, spiega Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente. Per salvaguardare la salute delle persone serve fare di più. Prevenire, proteggere, curare, le parole chiave di Legambiente Treviso. I cittadini possono intanto proteggersi con le mascherine, aprendo le finestre nelle ore con meno concentrazioni di inquinanti, in genere le più calde della giornata, riducendo l'uso dell'auto ed evitando di stare all'aria aperta nei giorni peggiori. Per quanto riguarda
riguarda gli enti locali, prevenire significa, secondo Legambiente, incentivare l'uso del trasporto pubblico, implementare ZTL, zone 30, promuovere l'home working, supportare l'installazione di tecnologie a basse emissioni per il riscaldamento, eseguire controlli sugli allevamenti intensivi nelle campagne. Fondamentale poi intervenire sul consumo del suolo, non solo riducendo la cementificazione, ma rimuovendo l'esistente. Allarga le braccia l'assessore all'ambiente Manera. Serve un piano nazionale ed europeo per tutto il bacino padano. Ha fatto benissimo il sindaco a richiedere come presidente di ANCI un incontro col ministro per capire le disponibilità finanziarie per fare un cambio caldaie repentino. Noi ci stiamo lavorando da anni, abbiamo messo tantissimi soldi, stiamo piantando tanti alberi. E sul consumo del suolo, così l'assessore in relazione alle 5 nuove aree commerciali che verranno realizzate in strada ovest. Teniamo conto che noi siamo la giunta che è andata con lo scorso mandato e anche con questo in riduzione di consumo di territorio. Certo, queste aree hanno dei diritti acquisiti, non credo che in Italia esistisse questo proletario, quindi anche se decidono di fare qualcosa, è chiaro che hanno comprato il terreno con delle caratteristiche e noi, pur dando tutte le limitazioni che la legge ci consente, non possiamo opporci. Allora noi di ambiente parleremo fra pochissimo, subito dopo la pubblicità, torneremo a parlare di sostenibilità nelle aziende con Andrea Ferrazzi, un ospite molto importante, fra pochissimo. Di nuovo in diretta con la nostra prima edizione, come ogni venerdì torna a trovarci Andrea Ferrazzi, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti e a tutte. Allora, la settimana scorsa abbiamo parlato di sostenibilità nelle aziende esaminando una realtà locale, insomma la Aton di Giorgio Denardi, una realtà medio grande con 250 circa dipendenti, per capire gli effetti della sostenibilità, l'importanza, la relazione anche con la crescita produttiva. Ma allarghiamo adesso lo sguardo per vedere quali sono gli effetti, le possibilità di crescita con la sostenibilità nelle grandi aziende, e lo facciamo ed è un vero piacere averlo in collegamento con noi, Roberto Cingolani. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Roberto Cingolani, oltre ad essere stato ministro della transizione ecologica con il governo Draghi, e dopo ne parleremo, è l'amministratore delegato e direttore generale di Leonardo SPA, che un tempo si chiamava Finmeccanica. È uno dei più grandi gruppi industriali del nostro paese, 51.000 persone che ci lavorano, un fatturato di 15 miliardi, 105 siti nel mondo, insomma una realtà davvero, davvero importante. E allora di questo parleremo, perché poi vedo che la sostenibilità, e ci arriviamo fra poco, è un capitolo importante anche nella vostra realtà e nel vostro sito. Intanto, che cos'è Leonardo? Ma Leonardo è l'azienda multinazionale quotata in borsa che si occupa di difesa e sicurezza. Noi esportiamo quasi tutti i nostri prodotti, ma diciamo, abbiamo come ovviamente cuore la sicurezza e la difesa italiana. Produciamo sistemi come aeroplani, elicotteri, l'elettronica, abbiamo delle grosse divisioni che si occupano di cybersicurezza e di spazio. Quindi diciamo che la nostra è un'azienda che copre tutta la classe di prodotti per la difesa e la sicurezza del Paese. La realtà importantissima e molto come dire, corposa come realtà ha tra i suoi obiettivi, tra i suoi punti anche la sostenibilità. Lo vediamo proprio dal sito, c'è una parte del vostro sito che è la sostenibilità, dove si parla di governance, sostenibilità in azione, business responsabile. Allora, perché c'è questa importante pagina sulla sostenibilità per un'azienda come la vostra? Ma intanto farei una considerazione generale. Non credo ci possa essere adesso e soprattutto in futuro nessun tipo di business che sia non sostenibile. Cioè un po' come dire un prodotto deve essere di qualità. In futuro sotto l'accezione ampia del termine qualità entrerà la sostenibilità come prerequisito. Immaginatevi come possa diciamo, prosperare un mercato in cui i prodotti non siano sostenibili. Quindi questa è un po' una strada ormai tracciata per tutti. Nel nostro caso la declinazione di sostenibilità è enorme. Intanto, considerato un'azienda di più di 50.000 persone in tutto il mondo, la sostenibilità passa attraverso i rapporti di genere, attraverso la qualità del rapporto vita-lavoro, quindi c'è tutto qualcosa collegato al capitale umano. Poi c'è la sostenibilità vera e propria energetica. Noi siamo una grandissima azienda manifatturiera
e tutto quello che noi costruiamo, produciamo ha un costo energetico enorme, quindi l'imperativo è efficientare i sistemi produttivi, avere un basso consumo di energia, ma anche di acqua, saper riciclare le materie prime, quindi molta digitalizzazione, perché pensate che oggi si progetta digitalmente. Progettare digitalmente vuol dire che risparmio materiali per fare dei prototipi, banalmente perché qualcosa lo progetto sul computer, faccio non so, i crash test, le simulazioni di volo al computer, risparmio carburante, tempo, materiali e vado avanti nello sviluppo del prodotto. Poi c'è una sostenibilità legata alla supply chain. Grandissime aziende come la nostra che si servono di una rete di aziende, noi abbiamo migliaia, piccole, medie, grandi, che sono a loro volta fornitrici per qualche grande prodotto, qualche grande piattaforma. Quindi la sostenibilità non è solo un nostro dovere come Leonardo. È necessaria, anche, diciamo. Esatto, è necessario da passare anche alle aziende della supply chain. Ferrazzi, è il monito per tutti, dal piccolo all'imponente come Leonardo. E questo non è dovuto solamente a una questione legislativa. Noi sappiamo che l'Unione Europea ha elaborato una normativa, tra l'altro anche molto innovativa, nel dicembre del 2022, che porta a far sì che un numero notevolissimo di imprese a livello nazionale e europeo debbano fare il bilancio, diciamo, degli elementi di natura non finanziaria, si chiamavano. Ora si dovranno chiamare di sostenibilità, cioè accanto al bilancio classico le aziende, soprattutto le aziende a più grande impatto, diciamo quelle più numerose, quelle con più personale, quelle con fatturato maggiore, hanno proprio il dovere di sviluppare, di scrivere un bilancio di sostenibilità. Ma dicevo, non dipende solamente da un vincolo normativo, dipende fondamentalmente dal mercato, perché a livello nazionale, ma a livello internazionale, a livello di competitività mondiale, tutte le imprese sono spinte, devono lavorare in quella direzione e giustamente diceva Cingolani, che saluto, è una grande occasione oggi e ringrazio per aver accolto il nostro invito. Non solo le aziende, diciamo, che lavorano prettamente nei settori green, ma la cultura green è ormai una cultura che deve essere pervasiva di qualsiasi settore merceologico, di servizi, ed è una cultura, tra l'altro, della sostenibilità che non riguarda solamente l'ambiente, perché quando parliamo di sostenibilità parliamo di ESG, cioè di ambiente certamente, ma anche di sociale, ma anche di government, di come gestiamo poi anche i rapporti all'interno delle aziende. Capendo che ormai il concetto di responsabilità sociale delle imprese a livello complessivo è una responsabilità che le aziende hanno e assumono, ma è anche un dovere nei confronti dei clienti e quindi è una necessità del mercato. Cioè, il mercato è attentissimo e lo diventerà sempre di più, è attentissimo affinché le aziende operino all'interno di un contesto di sostenibilità. D'altro canto, durante il Covid è stato dimostrato che le aziende che hanno retto di più l'urto sono state le aziende che hanno investito di più in questo settore, ma d'altro canto il grande piano europeo per la transizione, il Next Generation EU, e quindi poi la declinazione nazionale del PNRR dal punto di vista economico-finanziario prevede, come abbiamo già visto in parecchie puntate di questa nostra trasmissione, un grandissimo investimento fondamentalmente sulla transizione green e la transizione digitale, esattamente le due cose di cui sta parlando adesso Roberto Cingolani. Diceva giustamente Ferrazzi, il tema della sostenibilità non è un tema che riguarda soltanto le aziende che si occupano di ambiente. Uno non penserebbe alla sostenibilità automaticamente quando pensa a difesa, sicurezza, aerospazio, ma in realtà invece, l'abbiamo sentito da Cingolani, è una parte importante. Che posizione avete nel rating globale della sostenibilità come Leonardo? Leonardo nel settore specifico di aerospazio e difesa è la prima al mondo, diciamo. Abbiamo su tutti i ranking con le votazioni migliori. Vi dirò che probabilmente una sfida nella sfida è quella di non essere banalmente fra le migliori nel settore dello spazio di difesa, ma andare a insidiare anche settori tradizionalmente più puliti, perché chiaramente capite bene che una manifattura molto intensiva, come può essere quella degli elicotteri, fa una fatica intrinseca ad essere proprio green e sostenibile. Noi abbiamo fatto delle ottimizzazioni dei processi produttivi, della digitalizzazione, del riutilizzo dei materiali che sono state di grande successo, e credo che abbiamo ancora margine per migliorare. Sarebbe bello diventare addirittura competitivi rispetto a settori più puliti del nostro. È una sfida, ripeto, una sfida nella sfida.
Poi ci arriviamo anche al tema del riciclo della produzione. Il rapporto, dicevamo la scorsa settimana, parlando di un'azienda medio-piccola, insomma, del territorio, il rapporto fondamentale della sostenibilità, le conseguenze sul rapporto con i dipendenti anche, con le persone che lavorano all'interno di un gruppo pur così importante, così vasto come quello dell'ex Finmeccanica di Leonardo. Ma guardi, se andiamo a vedere i famosi 17 goal di sostenibilità, in realtà ci sono delle cose che prescindono addirittura dalla manifattura dell'energia. Alcune sono proprio relative per esempio all'educazione, alla formazione dei giovani, al rapporto, al bilancio tra vita e lavoro. Ecco, per esempio noi di recente Leonardo ha firmato un accordo integrativo per i nostri lavoratori, che è un accordo pilota a livello europeo, che diciamo, è stato salutato dalle forze sociali e dai sindacati con grandissimo favore. È stato oggetto di una lunghissima trattativa che ha stabilito uno standard, ma anche potenziare il ruolo per esempio dell'educazione STEM nelle giovani leve, soprattutto donne, combinando diciamo, la politica STEM con le equazioni di genere. Ecco, queste sono tutte cose che in Leonardo sono seguite molto attentamente. Dopodiché è evidente che l'ottimizzazione dei processi ingegneristici, questo non è sociale, questo è proprio tecnico, prevede miglior utilizzo dell'acqua, miglior utilizzo dell'energia, miglior riutilizzo delle materie prime. Ovviamente facciamo aeroplani, facciamo elicotteri, quindi stiamo parlando delle tecnologie probabilmente più complesse che ci siano. Un terzo esempio, ultimo, che vi faccio è che noi facciamo tutti i servizi satellitari, dall'esplorazione terrestre ai servizi GPS, in generale ai dati satellitari. Capite bene che oggi il monitoraggio ambientale, il monitoraggio degli acquedotti, dei mari, dei flussi migratori, anche dello stato idrogeologico dei territori, fatto con i satelliti, è di per sé uno strumento potentissimo per garantire la sostenibilità, in questo caso geografica, idrogeologica o delle infrastrutture. E in un momento così tutto questo contribuisce al concetto globale di sostenibilità. Nel mondo realtà come la vostra hanno la stessa vostra attenzione alla sostenibilità? Ma come vi dicevo prima, tutti siamo, diciamo, ormai siamo ingaggiati sul fatto di dover fare un bilancio di sostenibilità, lo diceva Andrea Ferrazzi prima, è una cosa fondamentale. Secondariamente tutti, chi più o chi meno, stanno cercando di fare uno sforzo verso la sostenibilità dei prodotti, che oggi fa la differenza anche in termini di qualità del prodotto. Devo dire, noi siamo partiti un po' prima, come Leonardo, i nostri concorrenti diretti hanno qualcosa da recuperare, però è una gara che si gioca sui mesi, cioè qui non c'è ormai chi è rimasto troppo indietro, perché siamo tutti molto... in questo momento siamo tutti molto sfidati dal fatto di dover fare un bilancio di sostenibilità in cui bisogna dare dei numeri, bisogna dire cosa si è fatto realmente, non sono solo sigle, non è greenwashing, al contrario. Tra l'altro non è solo green, ma è anche social, come vi dicevo, no? L'investimento sui giovani, quindi è una roba che interessa l'intero comparto industriale e l'intero processo industriale che è alla base di tutti i prodotti avanzati high tech che il nostro settore deve produrre. E Ferrazzi, è un tema, un filo rosso che abbiamo più volte spiegato, che però sul quale è bene ritornare. C'è un legame molto importante tra la sostenibilità e la crescita delle imprese. Adesso lo chiederò anche a Cingolani, in quanto fu ministro, diciamo, della transizione ecologica, ma è questo legame importante, perché non è solo la questione della nostra salute, ma è anche la questione del nostro vivere bene a livello economico. È questo l'elemento da ribadire. Ma vede, la sostenibilità è una politica industriale, è anche politica industriale, è anche politica dell'innovazione, è anche una politica di investimento nella ricerca e nello sviluppo. E capendo che la tecnologia può essere una grandissima amica della sostenibilità, non è una nemica. La capacità di utilizzarla per il bene dell'umanità, questa sì è una scelta e una prerogativa dell'umano, ma in se stessa la tecnologia, la scienza, lo sviluppo è un'occasione in più, e in questa direzione la sostenibilità può essere, come dire, la leva che utilizza per il bene dell'umanità tutto quello che nasce nella ricerca, nello sviluppo, nell'investimento. Poi quando noi parliamo di competitività dobbiamo anche capirci, se l'Europa rischia di essere schiacciata da grandi paesi che stanno facendo immensi investimenti in tecnologia e in sviluppo, soprattutto sui settori innovativi, nei settori che avranno
un grande margine di utile soprattutto nei prossimi anni, oppure che ce l'hanno già oggi. E mi riferisco ai grandi investimenti della Cina, mi riferisco ai grandi investimenti dei paesi del sud-est asiatico, ma anche ai nuovi investimenti che sta cercando di fare l'amministrazione Biden, perché l'Inflation Reduction Act è un grandissimo piano di investimento che vuole trasformare il sistema dell'economia nazionale degli Stati Uniti, rendendolo capace di vincere questa sfida a livello mondiale. Allora l'Europa, dicevo, rischia di essere schiacciata, no? Rischia di essere appunto la pancia molle all'interno di un contesto di globalizzazione, di grande competizione, e quindi deve fare una grande accelerazione in questa logica, nella logica proprio dello sviluppo. Mario Draghi, che è stato appunto, gli è stato dato il compito da parte della von der Leyen di studiare come sviluppare la competitività per l'Europa e quindi la creazione di ricchezza, di posti di lavoro, di benessere sociale, e ha individuato 3 grandi piste di lavoro, e le prime 2 piste sono la transizione ecologica e la transizione digitale, ancora una volta, e la terza pista è quella della competenza, cioè dobbiamo lavorare sulla competenza, perché è di ogni evidenza che soprattutto quando lavori nel campo dell'innovazione, che è quella capace di produrre poi reddito e benessere nel lungo periodo, devi lavorare sulla mente delle persone. Dunque appunto quando parliamo di social parliamo di un atteggiamento fondamentale, che è un atteggiamento tanto di attenzione ai diritti umani e alle dignità delle persone, tanto anche di convenienza, se vogliamo, economica, perché solo creando delle condizioni in cui le persone possono esprimere il loro potenziale, quindi dal percorso formativo nella scuola, universitario, e dalla crescita del percorso di formazione continua all'interno del mondo dell'impresa, ecco, in questo modo puoi creare quella resilienza e quella ripresa economica che altrimenti, senza la quale l'Europa e il nostro Paese rischiano. Allora, Cingolani, vediamo, lo ha accennato adesso, quindi casca a fagiolo, ha parlato di Mario Draghi, lei è stato ministro della transizione ecologica con il governo Draghi. Intanto mi ricorda un po', mi commenta un po' come è andata la sua avventura da ministro, com'è stata? Vabbè, è stata un'avventura di piena emergenza, avevamo tempi molto stretti per la stesura del PNRR e poi c'è stata una improvvisa crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina, quindi lo svantaggio è stato che quando uno opera in emergenza è sempre un po' sotto una pressione estrema. Il vantaggio è stato che l'emergenza su certe cose ci ha consentito forse di evitare troppa discussione fino a se stessa e di andare al sodo. Io ricordo quando abbiamo dovuto operare in estrema urgenza per salvaguardare la sicurezza energetica del paese, per le forniture di gas oppure per aumentare le installazioni di rinnovabili, certamente lì tutti sentivano l'urgenza, quindi per certi versi è stato persino più facile operare nell'interesse del bene comune, saltando qualche passaggio. Detto ciò, quello che ci diceva Andrea Ferrazzi è molto importante, perché le keyword sono sempre le stesse, ovviamente efficienza energetica, transizione energetica, non va commentata, sappiamo che dobbiamo decarbonizzare e questo passa prevalentemente per il cambio del modello di produzione energetica. Un altro fattore fondamentale per noi è la digitalizzazione, perché digitalizzare vuol dire sostanzialmente risparmiare tempo, denaro e materiale e accelerare. Anche l'intelligenza artificiale, della quale si parla tanto, a torto ragione, non voglio commentare in questo momento, si parla tanto come di uno strumento controverso, in realtà è uno strumento, è una classe di algoritmi che ci consente di efficientare processi, e se io utilizzo bene questa tecnologia riesco a rendere qualunque processo industriale, ma non solo, molto più efficace, quindi risparmio tempo, denaro, fatica. E poi c'è l'investimento sul capitale umano, anche questo era nel PNRR, no? Investire sul capitale umano, vi faccio presente che le grandi rivoluzioni tecnologiche che stiamo in questo momento sono velocissime e noi abbiamo un problema di rieducazione o, se vogliamo, di aggiornamento del lavoratore. Quando io ero ragazzo si studiava a scuola e tutto quello che si era studiato a scuola quando ci si era laureati più o meno bastava per i 40 anni di attività lavorativa, no? Più o meno 40 anni era il tempo di vita di un lavoratore. Oggi in 40 anni cambiano 7-8 generazioni tecnologiche e quindi anche uno che ha fatto uno studio tecnico si ritrova a metà della sua carriera che ha visto sorgere e tramontare tante di quelle nuove tecnologie che non riesce più a tenere il passo. Allora noi abbiamo il dovere
di investire sui lavoratori per aggiornarli. Ecco, questo è un elemento della sostenibilità fondamentale, non viene detto esplicitamente, ma investire sul capitale umano non è solo sui giovani, ma anche sul cosiddetto reskilling, no? O se vogliamo l'aggiornamento. E qui serve un grande rapporto di collaborazione fra pubblico e privato. Leonardo fa la sua parte, ma anche lo Stato la fa. Bisogna mettersi insieme per investire su quei lavoratori che da un lato usufruiscono della velocità delle tecnologie, ma dall'altro ne pagano il pegno perché non riescono ad aggiornarsi in tempo. Tutto questo viene sotto l'ombrello sostenibilità. Dobbiamo essere alleati nel guardare a questa cosa come un'interazione pubblico-privata nell'interesse dei cittadini. Ecco, allora le chiedo a che punto siamo qui in Italia oggi, 9 febbraio, sul reskilling, cioè in generale sulle competenze, sull'aggiornamento, o c'è il rischio che poi i veri competenti se ne vadano da un'altra parte all'estero? No, allora, i veri competenti normalmente sono dei giovani che se ne vanno all'estero e francamente, lo dico prima da scienziato che per tutta la vita ha viaggiato e poi da padre, il problema non sono i nostri giovani che vanno all'estero, il problema è che non attiriamo i giovani dall'estero in Italia, perché non gli proponiamo delle condizioni di lavoro equivalenti a quelle che hanno i nostri figli all'estero, a partire dai salari, dai contratti, eccetera. Però questo è un problema che si potrebbe risolvere cambiando il comparto giuslavoristico, certi metodi anche della nostra, diciamo, formazione superiore. Invece il problema del reskilling riguarda quelli che non sono più giovani, no? Che casomai a 45 anni devono subire, fra virgolette, la digitalizzazione dell'azienda dove hanno lavorato già per 15-20 anni e casomai non sono molto pratici di questi strumenti digitali. Lì è chiaro che le aziende innanzitutto devono investire subito per dare, come dire, la prima infarinatura, per permettere a questi lavoratori di reggere l'impatto di queste trasformazioni che avvengono spesso. Però poi serve certamente un sistema di collaborazioni pubblico-privato che consentano di rendere strutturale questo meccanismo di aggiornamento, e qui le aziende, le università, anche gli enti locali devono poter collaborare per fornire una specie di formazione continua. Mettiamoci d'accordo su un punto: alla velocità delle attuali tecnologie digitali la formazione, il reskilling o l'aggiornamento deve essere sostanzialmente continuo. Lei che conduce un telegiornale credo abbia visto negli anni recenti cambiare così rapidamente le cose che, se continuerà così, vedo che è piuttosto giovane peraltro, se continuerà così un giorno dovrà dire quanta roba è cambiata in 10 anni. Certo. Chi l'aggiorna, chi le consentirà di seguire questo progresso? Ci vuole qualcuno che investa sul lavoratore. Ecco, questo è un impegno che noi aziende con lo Stato dovremmo prendere e sistematizzare. Ci stiamo lavorando tutti, non solo l'Italia, che sia chiaro. Anzi, forse noi tutto sommato ce la caviamo meglio di altri paesi dove il licenziamento è facile, non come da noi, ecco, insomma, quindi per fortuna noi siamo più prudenti, più protettivi. Ecco, la risposta dello Stato ci deve essere, insomma c'è già, però deve essere più forte forse? Lo Stato deve avere il governo dei processi, dopodiché la declinazione naturalmente afferisce all'impegno di una pluralità di soggetti. Quando noi parliamo di formazione, parliamo naturalmente, lo diceva già Cingolani, di una competenza, no? Di una competenza tecnica specifica, ma ancora di più della capacità continua di apprendere. Come diceva il grande filosofo della conoscenza Edgar Morin, noi non dobbiamo formare teste ben piene, ma teste ben fatte. Ed è questa la grande sfida del modello formativo della nostra scuola, della nostra università, cioè proprio nel momento in cui l'evoluzione della scienza e della tecnologia ha delle accelerazioni improvvise che ci portano su paradigmi, su conoscenze che erano impensabili fino a pochi mesi fa o pochi anni fa, lì il differenziale competitivo fa la testa non che conosce il singolo processo, ma la testa che è capace di conoscere i processi innovativi, quindi appunto le teste ben fatte. Allora, in questo quadro la formazione, e mi riferisco in particolare ai giovani in questo momento, di persone che sappiano pensare, una scuola che sappia, un'università che sappia insegnare, ma soprattutto formare, educare, cioè letteralmente tirar fuori, una scuola che abbia la capacità di sviluppare delle menti che abbiano appunto questa predisposizione all'acquisizione continua, lo spirito critico continuo, è quanto di più importante ci possa essere, e per la libertà e l'autonomia delle singole persone, per la difesa della loro dignità, e anche dal punto di vista dello sviluppo economico. La questione poi che diceva Cingolani relativamente agli adulti, anche quella è fondamentale, cioè si ricorda, qui abbiamo già affrontato in maniera specifica col segretario generale del Censis De Rita, certo, il gap che c'è anche nel nostro paese tra
la domanda e l'offerta di competenze e il ritardo formativo appunto anche di 40 e 50 anni che si trovano appunto dalla mattina alla sera con innovazione che spesso non sono in grado di affrontare bene lì un percorso di accompagnamento con incentivazioni pubblici, con governo pubblico, con investimenti privati, con un'attenzione da parte delle aziende, non nella politica dello scarto, ma nella politica appunto del reinserimento, della formazione continua. Su questo dobbiamo assolutamente investire con grandissima determinazione. Cigolani, torniamo a parlare della sostenibilità e delle aziende, dell'impatto. Allora, il rapporto immagino importante, tra il costo dell'energia e la competitività. Non immagino quanto possiate spendere voi di bolletta, diciamo. Ci dia una cifra, perché deve essere, non so. Sono cifre a 7 zeri. A 7 zeri? Tenga conto che, insomma, noi in un modo o nell'altro Leonardo rappresenta l'equivalente di più di un punto di PIL, diciamo, dell'italiano. E poi noi siamo manifattura pesante, ripeto, elicotteri, aerei, quindi è tutta roba che è molto energivora. Detto ciò, proprio di recente parlavo con il nostro consiglio di amministrazione e facevo vedere che, per carità, uno può avere tutti i conti a posto, può avere le tecnologie migliori, può essere il più bravo della classe o del settore, però se io pago l'energia 3 volte quello che viene pagato in Francia, 4 volte quello che pagato negli Stati Uniti, sarò anche il più bravo, però il mio prodotto costa di più. Poi casomai non sono nemmeno il più bravo, quindi è ancora peggio. Per cui bisogna essere molto chiari. Cioè, questo è un punto fondamentale, ma qui adesso bisogna fare dei ragionamenti molto compositi, perché da un lato noi paghiamo molto l'energia perché abbiamo sbagliato anche le nostre scelte energetiche in passato, ci sono tante questioni, poi anche perché non abbiamo tante risorse energetiche come altri paesi. Dall'altro ricordiamoci anche che la sostenibilità è un costo, cioè io devo pagare se produco della CO2, no? C'ho dei carbon credit, dei carbon cost, mi sono imposto come Italia e come Europa delle regole severissime sulla sostenibilità. Questo vuol dire che io ho da fare investimenti sugli impianti, sulle linee di produzione che sono costosissimi, quindi pago molto l'energia, ho un aggravio importante di costi per via della sostenibilità che, come abbiamo detto, è una cosa sacrosanta. Purtroppo però il mio competitor, perché io sono globale, vendo in tutto il mondo, il mio competitor, un grande paese da qualche altra parte del pianeta, non ha questi costi della sostenibilità e paga l'energia un quinto. Quindi poi dopo il punto è che perdo competitività. Allora il dilemma è: ma che faccio? Rinuncio alla sostenibilità per essere più competitivo? Sarebbe un errore di fondo, perché se non sei sostenibile nel lungo termine non sarai competitivo. Però nel breve termine rischio di non avere competitività perché ho una serie di costi come paese avanzato che gli altri non hanno. E lì allora c'è tutto il problema. Come se ne esce da questo? Non se ne esce. Il problema è che bisogna convincersi che la sostenibilità è una cosa inderogabile, non ritardabile, ma ha un costo. È come la qualità. È come la qualità. Quando uno dice io questa cosa l'ho pagata molto perché ha una qualità superiore, allora il problema non è abbassare il costo, è dare il giusto valore alla qualità come dare il giusto valore alla sostenibilità. Purtroppo in un mondo globale lei sa bene che ci sono un paio di continenti dove si fanno le stesse cose che facciamo noi a un terzo del prezzo. E questo è un problema di commercio globale su cui le grandi istituzioni internazionali stanno lavorando, perché quei paesi alla fine emettono CO2 che crea il problema anche a noi. Se io non emetto CO2, in parte risolvo il loro problema. Allora l'ambiente è uno, la sostenibilità è una, non possiamo far finta che la cosa non ci riguardi e non possiamo avere regole diverse. Questa è la teoria. La pratica, come capisce bene, è geopolitica, diplomazia. A questo dovrebbe servire la COP28, insomma dovrebbero servire queste grandi... dovrebbe. Ma Roberto ha vissuto direttamente come ministro, tra l'altro siamo stati insieme alla COP26 di Glasgow, Roberto in rappresentanza del governo, io del Parlamento. E sì, qui si apre tutta un'altra finestra, no? Cioè la questione di come si governa il mondo. Ieri peraltro Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite, ha lanciato un grido di allarme non da poco dicendo che rischiamo il caos. Una volta c'era il mondo bipolare, la cortina di ferro, ma insomma in qualche modo si raggiungevano gli accordi. E poi c'è stato il periodo del multilateralismo, ora siamo al periodo dell'apolarismo. Cioè non c'è il luogo della decisione, questo è il dramma vero, no? Le Nazioni Unite sono paralizzate, i vecchi incrociati, le COP sono delle grandi cose da fare, ma sono delle grandi, assemblee di condominio. Insomma, il tema del governo del mondo, degli assetti
diciamo, di decisione internazionale, di un multilateralismo da far crescere è una questione fondamentale. Guardi, vale per tutti i paesi del mondo, ma è fondamentale soprattutto per i nostri paesi, come diceva adesso Cingolani. Le chiedo di essere sinteticissimo, non è facile. In un minuto, un altro tema è quello che pesa sulle aziende ma è fondamentale per la sostenibilità, è quello del riciclo del materiale, soprattutto per un'azienda come la vostra, per una realtà come la vostra. A due livelli: riciclare i materiali che abbiamo già utilizzato e che casomai non sono nemmeno particolarmente complessi, come l'alluminio, certi metalli, le plastiche, e poi c'è un problema ulteriore, che sono i nuovi materiali come le terre rare, quelli per l'elettronica, cobalto, nickel, litio, che non solo sono da riciclare ma non ce li abbiamo nemmeno, quindi ci costano il doppio, prima perché li prendono da fuori e secondo perché bisogna riciclare. È una ulteriore sfida della sostenibilità sulla quale ci dobbiamo attrezzare a partire dalla differenziata, ma anche a livello industriale, dalla selezione dei materiali e seguendo delle normative molto stringenti, ed è un aumento di costo che però anche qui è il costo della qualità. Quindi dobbiamo crederci. È quello che dicevamo prima. Tenga conto che quando parliamo di sostenibilità parliamo, diciamo, tecnicamente di scopo 1, 2, 3, cioè le vere aziende, le aziende che stanno investendo in quello, sono attente non solamente, diciamo, alla sostenibilità dei processi interni, per esempio dell'autoconsumo dell'energia, ma anche dei processi delle aziende, quindi vogliono che le aziende dalle quali comprano l'energia siano sostenibili e addirittura tutta la catena del valore, no? Quindi la catena del valore, per esempio, dei fornitori di cui accennava Cingolani all'inizio, deve essere sostenibile, quindi è un grande percorso da compiere. Siamo in chiusura, 10 secondi, domanda sentimentale, ha nostalgia del suo ruolo da ministro? No, io sono un tecnico, sono uno scienziato di origine e sto bene con Viti e Bulloni, però è stato un grande onore servire il Paese. Grazie, grazie davvero per essere stato con noi, Roberto Cingolani, buon lavoro. Arrivederci. Andrea Ferrazzi, 10 secondi, chi ci sarà la prossima settimana? Prossima settimana avremo Gabriella Chiellino, che è presidente di una importante società che lavora proprio sull'ambiente, si chiama Ambiente, e con lei valuteremo le comunità energetiche rinnovabili. Tema importantissimo e anche molto recente. Anche nel nostro territorio. Molto recente, benissimo. Grazie allora Andrea Ferrazzi, vi lascio al meteo. Attenzione che c'è un classico dei classici adesso dopo il meteo. 1956, il maestro Alfred Hitchcock, L'uomo che sapeva troppo, James Stewart, Doris Day, un classico. Pubblicità e poi Hitchcock. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Dopo oltre 2 settimane di assoluto dominio anticiclonico cambia la circolazione. Giunge infatti una perturbazione e il tempo peggiora. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 9 febbraio evidenzia una diffusa instabilità. Cielo nuvoloso con precipitazioni ovunque, localmente anche intense. Limite della neve oltre i 1500-1700 metri. Temperature stazionarie minime tra 5 e 8 gradi, massime tra 8 e 12 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui piogge sparse, in genere deboli o moderate su pianura e costa, anche abbondanti sulla zona montana. Nevicate solo ad alta quota, dunque oltre i 1600-1800 metri circa. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime sui 10-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà piuttosto nuvoloso con rovesci pressoché dappertutto. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime sui 10 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.